Io proprio non so se tu non capisci veramente o se proprio non ci riesci. Attenzione, scusa, No, io sono chi che non capisco, se permetti. Che vuol dire? 26esimo del primo tempo. Il Cesena con Mannaggia, Carlini è miseria. passato in vantaggio. Un Napoli mi sta perdendo con Cesena. Di Arrigoni che aveva ricevuto il pallone da Meis. A Napoli. Sulla sinistra Carlini ha postato al centro dell'area napoletana. Ma ci sono tutti i soldi per fare la squadra. Il Cesena ora conduce sul Napoli per Si continua così, va a finire in Serie B. Pierde una partita oggi, una partita. No. No dai, Vincenzo, per favore, lasciami stare. Ma che lei, Niente, tanto non capisci. Non capisco, però, cioè che sono scemo, no? Non capisco, si spiega che la palla capisco. Che? Che c'è, Che c'è? C'è che il Napoli sta perdendo col Cesena. E questo, lo sapevo, capite? Vabbè, tanto è il primo tempo, non ti preoccupare, può essere solo che la pareggio. Che la fanno una. C'è Napoli-Cesena, che c'è da dire oggi? Oggi niente, è vero che prima il film si chiamava Scusate il ritardo, e va bene, però ritardo, ma quando è ritardo? Per questo risultato perché a me pure tempo fa mi ha creato proprio un problema con quella ragazza che non vi dico, non vi racconto perché effettivamente proprio mi ha creato un grosso problema che la strada proprio chi se la dimentica per mezzo di Cesena è sul dovrei mo è sul dovrei. Certo che il Napoli ha fatto una partita proprio bella, ma pure che Luca Vani, tutti questi giocatori che si sta comprando, che sta pigliando, c'è tutta un'altra cosa, voi l'avete visto sicuramente tutte quelle televisioni che c'avete là, noi che abbiamo visto in Coppa a Tele San Gennaro, perché comunque si è vista bene, e tu quando sei stato in Coppa in nuvole, la cosa che mi ha colpito a me è che lo Sant'Ambrogio è tutto pigliato collo dall'altra rete, cioè, proprio là, mi sono proprio divertito. Certo che adesso se sarei adesso con quella ragazza, se fosse stata stasera, state sicuri che sarebbe stata per me una grandissima e bella serata. Un abbraccio a tutti quanti, voglio.